Seconda della serata è la prima delle prove riservate alle Amazzoni in pista. I 4 anni, 7 al via, la distanza a percorrere quella del miglio. Elli Rodipa con Michela Rossi, Speranza Alba, SM Elena Bruniera, 3 Elisabeth Rec, Denise Trinca, 4 Ele Lamborghini Giulia Deschi, 5 Il Diablo Alessandra Devidè, 6 Erosgad Maria Laura Lonano e con il 7 Enoch Capar con Sara Mangoni. Le quote vedono Il Diablo assai seguito al betting su Elisabeth Rec, poco sopra la pari la quota del favorito. Cavalli che macchina che entra addirittura, accelera il mezzo meccanico alla chiusura delle ali, veloce Elisabeth Rec all'avanguardia, alle sue spalle Elli Brodipa mantiene lo steccato quando abbiamo l'ingresso della prima piegata con il gruppo sgranato che viene a disporsi. L'ingresso all'apice della piegata, il gruppo viene disposto in fila indiana con al comando Elisabeth Rec su Elli Brodipa e Il Diablo in terza posizione, Enoch Capar in quarta e via gli altri quando si va a concludere il primo quarto di gara. 15-2 i primi 200 di gara, si arriva al paletto dei 400 con la battistrada a passare in 39 il parziale d'approccio. Siamo sulla seconda piegata, nulla muta la fila indiana che viene a concludere i 600 di gara. C'è la mossa di El Diablo, una rottura nelle retrovie, passaggio di fronte alle tribune, 47-2. Cavallo numero 6 Erosgad squalificato. Incedere della contesa, l'errore e la squalifica per Erosgad. Il numero 5 di El Diablo che comincia la risalita, va a proporsi al sediolo della leader Elisabeth Rec con Elli Brodipa in terza posizione alla corda. Il mezzo miglio che è andato a concludersi con il chilometro passato in 1:17,7 dalla battistrada. Il Diablo in pressing nei confronti dell'avversario, il secondo quarto di gara in 31,3 quando si va sul penultimo rettilineo e siamo sulla piegata conclusiva. C'è l'errore di El Cavallo numero 5 è Il Diablo squalificato. a tabellone mentre Elli Brodipa si profila con decisione a fianchi della battistrada. Cavallo numero 7 Enoch Capar squalificato. E siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo con Elli Brodipa e Michela Rossi che passano perentoriamente nei confronti degli avversari, allunga e viene a vincere con estrema facilità. Alle sue spalle e Speranza Alba SM che infila Elisabeth Rec, tutto facile, il ragguaglio di uno 16-2 con Elli Brodipa, Michela Rossi alle redini. Il training di Battista Congiu è la prima delle due corse Amazzoni, il cui ordine d'arrivo assolutamente ufficioso vede Elli Brodipa prevalere nei confronti di Elisabeth Rec. Nei confronti di Speranza Alba SM di Elisabeth Rec che aveva condotto sin dalle prime battute di gara.